Un motivo per essere soddisfatto Zaia ce l'ha, quello dell'accordo mai chiuso per delegare ai medici di base il compito di effettuare tamponi rapidi ai propri assistiti, e questo permette di continuare il contact tracing che i grandi numeri di adesso rischiano di far saltare se gestito solo dai dipartimenti sanitari. Capite che se tutti i medici, ed è esattamente quello che ho detto in più occasioni al Ministro, il Ministro garantisce che chiuderà questa trattativa in settimana, cioè sembra giovedì, se tutti i medici di base si occuperanno del fare i tamponi ai loro pazienti che ne hanno bisogno e di attivare la fase di sorveglianza, capite che noi non avremo più nessuna coda per i tamponi, perché ognuno va dal suo medico di base. È un'azione che sta tentando di chiudere il governo. Io l'ho presentata anche l'altra sera nella discussione del DPCM, chiedevo che fosse inserita nel DPCM, mi è stato dato garanzia che questa settimana si chiude, ed effettivamente le notizie che abbiamo dei medici che in queste ore stanno tentando di chiudere l'accordo nazionale, perché poi non è più su base volontaria ma è sostanzialmente di precetto, cioè nel senso che fa parte della convenzione e quindi debbono praticare la fase di testing ai loro pazienti. Il Presidente del Veneto però non condivide minimamente le disposizioni del nuovo DPCM, che colpisce le attività invece che agire a livello di assembramenti. Ma la Regione non può intervenire, l'ipotesi di un ricorso al TAR è solo un'idea polemica poco percorribile, più probabile una revisione del documento governativo. Ma l'ordinanza o il DPCM che si poteva fare sarebbe stato molto semplice, che è quello di insistere molto di più da un punto di vista di contenimento di tutti quelli che sono gli assembramenti nelle aree all'aperto, aree pubbliche, che prescindono a volte molto spesso dalle attività, no? Non c'entrano nulla con le partite IVA, c'è le piazze, lo struscio, tutte queste robe che comunque sono occasione di diffusione del virus. E poi ovviamente insistendo ancora, se volete anche un po' di più, sul tema dei dispositivi della mascherina, dell'obbligo di insistere, il che non vuol dire che siamo un popolo di smidollati, perché in Veneto la mascherina la si porta, però a me non risulta che ci sia un dato che oggi ci dice che all'interno dei ristoranti di una palestra ci siano state, diciamo, azioni da grandi diffusori, da untori. Dico che si mette a dura prova un sistema produttivo. Zaia ha firmato anche l'ordinanza per la didattica a distanza a partire dal 75% nelle scuole superiori. Per i ragazzi con disabilità il Veneto prevede sempre lezioni in presenza, mentre quelli che hanno patologie a rischio possono fare affidamento sempre alla didattica digitale. La curva dei ricoveri continua a salire. Quando in Veneto i letti occupati in area non critica raggiungeranno quota 900, automaticamente scatteranno i 10 ospedali Covid dedicati alla cura solo del virus. Persone che io conosco. Cioè, pensate alla foto che sta girando di